Sulla questione, per esempio, delle coltivazioni, io direi che la definisco colpa, ma non è proprio una colpa, della classe politica, perché è vero che le coltivazioni che si fanno qua in Sardegna sono coltivatori, io non la chiamerei, come ha detto lei, una scarsa produzione, io la definirei una scarsa attenzione del mondo politico istituzionale al settore agricolo. Faccio l'esempio del settore della bieticoltura, che tanto si arrivava a coltivare anche 6.000 ettari di bieticoltura, quindi di bietola da zucchero in Sardegna, e che oggi noi abbiamo perso perché è scomparsa. E allora consideriamo il fatto che anche il settore della cerealicoltura ha avuto una contrazione dal 2002 a oggi di oltre il 70% delle superfici coltivate a cereali. Ecco, io dico, è vero che la comunità europea interviene con i premi, e se vogliamo considerare questo da diverse sfaccettature, da un lato forniscono all'azienda qualcosa che le consente di vivere, di andare avanti anche cercando di limare quelli che sono i costi di produzione delle aziende stesse. E questo fa sì però che nonostante questo le aziende non riescono a produrre reddito, perché mentre il prezzo del grano pagato al produttore è rimasto al di sotto di quelle che sono le percentuali di valore aggiunto che sono cresciute in altri settori, nel settore della cerealicoltura, mentre si sono triplicati i costi di produzione, il prezzo pagato al produttore cerealicoltore oggi siamo di questi giorni che il grano al massimo, per effetto anche di quelle che sono stati i giochi al rialzo dovuti anche alla contrazione che citava dottor Zedda, dovuti alla mancata realizzazione delle produzioni in Russia e in altre nazioni, il prezzo del grano in questo momento è salito fino a circa 200 euro per tonnellata. Questo vuol dire che al produttore al massimo vengono pagati 20 euro. Tenete presente che la produzione media per quest'anno è di circa 22 quintali per ettaro. Moltiplichiamolo per 20 euro e ci rendiamo conto di subito cosa vuol dire creare reddito per una famiglia con questi prezzi di realizzo e soprattutto con il fatto che l'agricoltore, il cerealicoltore, per arrivare a produrre quei 22 quintali di grano per ettaro ne spende circa 700. Questo è significativo, credo. Allora, con la creazione da parte nostra, quindi di Coldiretti, di una nuova organismo che viene chiamata Filiera Italiana Trading Seminativi e che offre la possibilità con la società di scopo dei consorzi agrari d'Italia ed è partecipata anche da alcune cooperative aderenti a Legacoop e vede nella propria base anche una società finanziaria della stessa associazione. Lo scopo che si prefigge questa nuova società è quello di svolgere attività di trading. Cos'è l'attività di trading? È quella che molti pastificatori e anche associazioni di mugnai devono andare a cercare per acquistare il prodotto. Faccio presente a tutti voi che alcuni di questi, come vengono definiti trader, talvolta vanno ad acquistare il grano all'estero pagandolo anche più di quello che è il prezzo che viene fatto sulla piazza, quindi nei nostri territori in Italia in particolare, dicevo pagandolo più di quello che è il prezzo di piazza e immettendolo nel mercato nazionale per far sì che il prezzo del prodotto locale in qualche modo subisca un calo.
Ecco, Coldiretti si sta impegnando a livello nazionale per creare, attraverso consorzi agrari d'Italia e la rete dei consorzi agrari in Italia, qualcosa che possa consentire direttamente a questa società di occuparsi appunto di questo trading. E diciamo che siamo in una fase, perché questo risale al 1° luglio, quindi abbiamo necessità di mettere in campo tutta una serie di iniziative che ci consentano a livello territoriale di far sì che questa società possa muovere i primi passi e consentire soprattutto ai cerealicoltori di riuscire ad ottenere quello che è un prezzo remunerativo per il proprio prodotto rispetto a quelli che invece sono i costi di produzione, che sono infinitamente più alti di quello che è il prezzo che si ricava dalla vendita del grano. Grazie. Grazie a Fabio Cois. Ma io concordo con alcune delle cose che ha detto, soprattutto quando lui parlava del pecorino. Io vi faccio questo esempio e provate a moltiplicarlo per tutti i ristoranti della Sardegna per capire quanto siamo stupidi nel non saper vendere le nostre cose. Io a pranzo, quando posso, mangio pane carasau, perché con un pane frattau, col pane frattau è un brangio completo e mi braggi pure, quindi. A Nuoro, ristorante Grillo di un arzanese, Stocchino, morto alcuni anni fa purtroppo. Adesso è passato in gestione ai figli. Vado lì e chiedo pane frattau. Ovviamente nel menù c'erano le trenette al salmone e non vi racconto il resto. Mi dice, no, non glielo posso fare il pane frattau. Guardate, le ho scritte queste cose, non sto inventando, visto l'argomento di oggi. Al cameriere gli ho detto, ma scusi, se lei non mi può fare il pane frattau vuol dire che non ha pane carasau, e ce l'avevo davanti sul tavolo, che in cucina non ha un po' di sugo e che non ha un uovo. Insomma, gli ho fatto un casino e mi hanno fatto il pane carasau, condito con parmigiano. E a me, figlio e nipote di grande abbigiatario di capre e di pecore, non mi freghi. Ha ragione. Se siamo noi i primi, è vero quello che ha detto Cois. Trovare un ristorante che vi sappia fornire un piatto di spaghetti come fanno a Roma, col pecorino romano che è eccellente, non lo trovate. Trovate il grana padano o il parmigiano che vengono portati da mar già pronti e non devo far fatica a procurarmelo. Quindi le responsabilità sono collettive, sono anche nostre. 2 anni fa io sono andato a Tonara a moderare un dibattito come questo perché c'era la sagra del dolce della Barbagia Mandrolisai. Ho dormito in un albergo di Tonara, a Mengiano mi diseo pesao per fare la colazione e la colazione era fatta con miele australiano, fette biscottate e Barilla e non c'era un biscotto cotto a Tonara. Poi dopo 2 ore abbiamo premiato le caschettas di Belvì, i pistocchedos, gli amaretti fatti con le mandorle di fuori, però fatti con le mani delle sarde, non ce n'era uno. Allora è evidente che noi che non sappiamo produrre non sappiamo neanche vendere e non sappiamo vendere ciò che abbiamo in casa nostra. Però adesso parliamo del pane subito con Gianfranco Portas dell'Associazione Panificatori, al quale chiediamo quanto grano sardo c'è nel pane nostro di Dognadì.